Queria fare un applauso ao nosso Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Eu vorrei fare una preghiera per cominciare questo culto. Ti chiedo di chiudere i tuoi occhi, ti chiedo di alzare il tuo pensiero al cielo in questo momento e di pregare. Padre, nel tuo nome, Signore, noi ti rivolgiamo a te per questo culto, Signore, perché noi facciamo questo culto per te, Padre. Padre, ricevi la nostra adorazione, Padre, ricevi la lode della tua Chiesa, Signore. Che questo culto sia un culto di miracolo, che questo culto sia un culto di guarigione, che questo culto sia un culto di trasformazione, Padre. Padre, nel tuo nome che noi siamo qua. È per la tua presenza che noi siamo qua, noi desideriamo e aneliamo la tua presenza, Padre. Vieni in questo luogo, riempi questa casa con il tuo Spirito Santo. Signore, che ogni pensiero negativo, Signore, noi schiacciamo via nel nome di Gesù. Signore, che ogni cosa che disturba la nostra mente, che disturba il nostro spirito, che disturba, Signore, di poter adorare il tuo nome, Signore, noi schiacciamo via nel tuo nome, Signore. Spirito Santo di Dio, Signore, se c'è qualcosa, Signore, che ronda nella nostra mente, Signore, se c'è qualcosa che cerca, Signore, di allontanarci da te, Signore, nel nome di Gesù, Padre, che il tuo Spirito Santo sia il principale obiettivo del nostro pensiero questa sera, Padre. Benedici la nostra vita, benedici ogni fratello, benedici coloro che non sono riusciti a venire oggi, Signore, e quelli che sono ancora arrivati, Signore, Padre, nel tuo nome, Signore, che questo culto sia un culto sia di adorazione a te, Padre, di lode, Signore, di gloria a te, Signore, perché tu sei meritevole di ogni onore, di ogni lode, di ogni gloria, Signore, in nome di Gesù, Signore. Alleluia. Amém. Amém. Aleluia. Cantiamo insieme. Lottiamo con armi di fede, in niente ci resisterà finché l'adoriamo. E tutte le difficoltà il nostro Dio le vince. Dichiari noi. Vittorioso è nella tempesta sei, suo nome è infallibile, i re cambiano, ma Dio suo nome è immutabile.
venga il cielo. Alza la tua voce, dichiara che venga il cielo. Non è come un tuono impetuoso di un potente e grandioso è. Chi venga al cielo, noi dichiariamo il potente e grandioso è. Come un tuono impetuoso di un potente e grandioso è. Chi venga al cielo, noi dichiariamo il potente e grandioso è. Vittorioso è nella tempesta se suo nome infallibile, direi cambia amore, ma Dio non cambia mai. Suo nome io non so sua storia, ma ti dico una cosa, tu credi in un Dio immutabile. Non so la tua difficoltà, ma io ti dico una cosa, tu credi in un Dio che è infallibile. Il mondo ci vende una storia che Dio non fa più miracoli, ma noi crediamo in un Dio che fa miracoli. Il mondo ci vende una storia che Dio non guarisce più, ma noi crediamo nel Dio che guarisce. Il mondo ci vuole fare razionalizzare tutto, ma noi siamo qua per dichiarare che il nostro Dio ancora fa. Il nostro Dio ancora fa quello che ha promesso, ancora fa. Io vorrei che tu dichiarassi che tu credi in miracoli. Io vorrei che tu dichiarassi che tu chiedi guarigione. Io vorrei che tu dichiarassi che tu chiedi salvezza. Io vorrei che tu dichiarassi che tu credi in trasformazione. Dichiari, sì, io credo in te. Sì, io credo in te. Dichiari, sovrannaturale sei Dio. Sì, io credo. Sovrannaturale sei Dio. E se tu credi, Dio può fare in questo istante. Sì, io credo in te. Dio può fare in questo momento. Dio può fare oggi. Sovrannaturale sei Dio. Sì, io credo in te. Sì, io credo in te. Sovrannaturale sei. Sì, io credo in te. Sì, io credo in te. Sovrannaturale sei Dio. Sì, io credo in te. Alleluia. Vorrei darti un minuto questa sera. Vorrei darti un tempo perché tu possa adorare il Signore. E non voglio che tu guardi la lode e pensi la lode sta adorando e quindi loro stanno facendo, ok? Io vorrei darti un minuto perché tu dai la tua adorazione al Signore. Dillo e ringrazialo per quello
questa settimana. Ringrazia Lui perché oggi tu ti sei svegliato. Ringrazia. Tu hai tanti motivi per ringraziarlo. Dai la tua adorazione a Lui. Dai la tua adorazione. Grazie perché tu sei qui questa sera. Grazie per ogni persona che è arrivata qua. Grazie Signore perché tu ci hai fatto andare e ritornare in salute senza che nessuna cosa ti succedesse, Signore. Grazie Signore. Grazie per il privilegio di essere qui, Padre. Suo nome infallibile, i re cambiano, ma Dio non cambia mai. Suo nome immutabile. Tu puoi dichiarare da solo vittoria. Quando passare per il fuoco, Lui sarà con te. Infallibile, i re cambieranno, ma Dio non cambia mai. Suo nome Ti adoriamo, Signore, noi ti ringraziamo, Padre, perché tu sei buono, tu sei grande, tu sei grandioso. Sai, una delle cose che mi è più dato dispiacere in Brasile è che l'Europa, le chiese dell'Europa sono considerate le chiese fredde. E ogni volta che noi dicevamo che noi eravamo dell'Europa e lui diceva: ah, mi dispiace, lo so che lì le chiese sono fredde, lo so che lì le chiese non adorano il Signore. E mi dispiaceva tanto perché noi sappiamo che noi stiamo pregando per un risveglio di questa nazione e noi crediamo nel risveglio di questa nazione, e quella parola non può essere decreto sulla nostra vita. Essere una chiesa fredda non può essere un decreto che loro hanno messo sull'Europa, perché Dio ha scelto me e te per rompere queste catene. Dio ha scelto me e te per pregare, Dio ha scelto me e te per credere. E se noi crediamo in un Dio dell'impossibile, un Dio che l'ha fatto, un Dio non guarderà se le persone dicono, cosa le persone dicono di questa nazione, cosa le persone dicono dell'Europa. Dio è un Dio che cambia ambienti. E noi pregheremo perché la storia delle chiese in Europa, la storia di quello che le persone si ricordano, le cose che le persone sentono, loro cominceranno a sentire che in Verona c'è una chiesa che adora il Signore in spirito e in verità. Loro cominceranno a sentire che in Verona, che nell'Italia si sono alzate chiese per adorare il Signore e lo adorano in spirito e in verità. Io ti chiedo in questo momento, io non ho una bandiera dell'Italia in questo momento, ma io vorrei che tu pregassi per questa nazione. Io vorrei che tu pregassi perché questo ravvimento che noi vivremo in Europa venga ad essere sentita per tutto il mondo. Io vorrei che tu pregassi. Alza la tua voce in questo momento. Alza la tua voce, chiama per avvivamento. Alza la tua voce e dici: Signore, io voglio cambiare questo decreto che loro hanno messo, questo segno che loro hanno messo sulle chiese di Europa. Io voglio che sia cambiato. Signore, io non accetto, Signore. Io sono in questa nazione, Padre.
io sono in questa nazione, Signore. Io non accetto, Signore, noi non accettiamo, Padre, come Chiesa, Signore. È una Chiesa che cerca insieme, Padre. È una Chiesa che chiama insieme, Padre. Una Chiesa che cerca il ravvimento insieme, Signore. Vibrar questo ravvimento, Signore. E se è necessario, Signore, comincia da noi, Padre. E se è necessario, comincia da questa Chiesa. E che se è necessario, comincia da questo luogo, Padre. Ma, Signore, basta, Signore. Basta, Signore, con questo segno di una Chiesa fredda, Padre. Basta, Signore, facci vivere il ravvimento, Signore, che il Signore ci ha promesso. Facci vivere, Signore. La tua Chiesa chiama, la tua Chiesa chiama, Signore, la tua Chiesa chiama, Padre. Chiamiamo per libertà.
sposato, puoi abitare qui, puoi abitare qui. I fall, io non immaginavo, tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposato, puoi abitare qui, puoi abitare qui. La nostra nazione ha bisogno di un risveglio, no? La nostra città ha bisogno di un risveglio, ma questo risveglio non può partire se non che da noi. È da noi che deve partire questo risveglio. Se dentro di noi non abita uno spirito risvegliato, se dentro di noi non abita un cristiano risvegliato, un cristiano ravvivato, questo risveglio non può avvenire. Questo risveglio non può avvenire. Stai capendo quello che sto dicendo? Dentro di te deve abitare un cristiano ravvivato, un cristiano pieno dello Spirito Santo, un cristiano che ama fare l'opera di Dio, un cristiano che ha voglia di rendersi ai piedi del Padre. Io voglio invitarti in questo momento a girarti verso la persona che è più vicina a te. Girati verso la persona che è più vicina a te, cercate tutti quanti una persona e mettete la mano sul cuore di questa persona. Iniziate a pregare per il risveglio nella vita di questa persona. Inizia a pregare per il risveglio nella vita di questa persona. Non importa che sia tua moglie, tuo marito, tua sorella, tuo fratello. Non importa che sia una persona che è la prima volta che vedi. Non importa chiunque sia questa persona. Comincia a pregare per un risveglio nella sua vita. Finché la lode continuerà cantando, risveglia la vita di questa persona attraverso la tua preghiera, risveglia la vita della persona attraverso lo spirito che abita dentro di te e che può muovere lo spirito che abita dentro la persona che è più vicina a te, dentro quel credente che forse sta dormendo, dentro quello spirito che forse ha bisogno di un risveglio, dentro quello spirito che può fare la differenza in questa nazione, ma che oggi non ha la forza per fare questo risveglio. Forse dentro la persona di fianco a te abita un pastore, forse dentro la persona di fianco a te abita un predicatore, abita un evangelista, abita una persona che potrebbe fare grandi cose in questa nazione, persona con doni da risvegliare. Attraverso questa preghiera crediamo nel nome di Gesù che Dio possa fare un miracolo nella sua vita. Prega per questa persona, prega per un risveglio in questa vita, prega per un risveglio in questa vita.
fare miracoli. Non dubitare che lo spirito che abita dentro di te può cambiare vite. Non dubitare che lo spirito che abita dentro di te può fare cose più grandi di quelle che tu possa immaginare. Molto, 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 molto più grandi di quelle che tu possa immaginare. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Pace del Signore a tutti, benvenuti al nostro culto adorarti. E lo Spirito Santo è già qua in mezzo a noi, è già qua dentro di noi, che è la cosa più importante di tutte. Sono sicuro che questa sera Dio lavorerà nella vita di tanti di noi, lavorerà attraverso questo Spirito, questo stesso Spirito che ci sta visitando in questo momento. Amen. Vogliamo lasciarvi qualche avviso per questa settimana. Pace a tutti. Questo è un incontro che ci sarà domani per i teens alle ore 18. Sono, come potete vedere, un nuovo progetto. Abbiamo iniziato, hanno iniziato la scuola, quindi nuovi propositi, nuovo inizio, e quindi abbiamo anche un nuovo progetto per quest'anno, un nuovo percorso, una nuova scoperta. Domani alle ore 18 su Zoom, puntualissimi. Vi ringrazio tutti quanti, ragazzi. Siete puntuali domani? Non sento nulla. Sì, dovete dire, guai a voi. Ah, c'è un altro. Eccolo qui, Back to School. Questo evento sarà presso la chiesa Sabaoth il 23 settembre alle ore 19. Ovviamente, come potete leggere, Back to School per tutti coloro che frequentano università, scuole medie, scuole superiori. È un invito affinché possiate iniziare con un giusto passo verso una giusta direzione, e affinché quest'anno siate voi la luce e non i vostri compagni, ma che voi portiate la luce. Quindi vi invito, e parlo ora soprattutto per i teens, che chi volesse partecipare che mi scriva in privato, che così ci andiamo tutti insieme, va bene? Amen? Amen, un applauso ai teens. Amém. Io voglio presentarvi qualcosa di molto speciale. Se mi metti il banner, per favore. Da lunedì alle ore 6 di mattina cominceremo su Zoom una preghiera di mezz'ora, dalle 6 alle 6:30, così 21 giorni. C'è un detto giapponese, non so se mi sbaglio, correggetemi, che dice che se tu fai una cosa per 21 giorni diventa un'abitudine. E quindi se tu non hai l'abitudine di pregare tutti i giorni, vieni con noi a pregare alle 6 di mattina tutti i giorni. E il tema è una fede viva, è qualcosa che Dio sta ministrando tanto al mio cuore, di avere una fede viva e di fare con che questa fede raggiunga veramente i miracoli, raggiunga veramente ciò che noi preghiamo. Tante volte noi diciamo qua, tu devi credere, ma quando arrivano le situazioni noi non crediamo. E mi è successo, e conto velocemente, in aereo, che io avevo un mal di testa, ho avuto raffreddore in Brasile per 2 settimane, e sono tornata in aereo che stavo molto male. E abbiamo fatto un scalo, e scendendo in Angola mi è venuto un male molto, molto, molto forte, che mi sembrava di esplodere la testa, va bene? È passato, sono scesa, e poi abbiamo fatto altre 8 ore di volo, e quando stavamo scendendo ancora io è ricominciato quel male, ma era un male che era insopportabile. La mia testa sembrava che a qualsiasi momento sarebbe esplosa.
dal tanto dolore che io avevo. E non c'era un medico, e non c'era una medicina. Eu guardava Enrico, Enrico não poteva fare niente. Mi ha detto metti le cuffie, ho messo le cuffie, non ha cambiato niente. E io mi sono messa lì e Dio ha detto, prega, tu devi avere una fede viva. Tu predichi una fede viva, tu predichi che le persone devono credere. E quindi in questo momento tu preghi. E io ho pregato, ma io ho fatto una preghiera tipo di 15 secondi, perché non riuscivo neanche a pregare. E nello stesso istante il mio mal di testa, il mio dolore nell'orecchio è sparito in un secondo. Tu puoi non credere in me, ma io ho vissuto questo e per me è stato sovrannaturale. E quindi Dio mi sta parlando che noi dobbiamo avere una fede viva, non una fede che dice, non una fede che dice forse succederà, una fede che dice succederà. Amen? Quindi da lunedì alle 6 di mattina noi cominceremo questa campagna di preghiera, questo proposito di preghiera. Se tu non ci riesci a credere, se tu hai una difficoltà che forse per te è impossibile da cambiare, ti invito a venire a pregare. Chiamate le persone che non sono venute oggi, vedo che ci mancano tante persone oggi. Mandate un messaggino e dici, guarda, se qualcuno ti ha confidato qualcosa, dici da lunedì comincerà un periodo di preghiera, vieni a pregare insieme a noi. Vieni a pregare insieme a noi perché Dio farà con che la tua fede cresca, perché la parola di Dio dice che noi abbiamo la fede come un granello di senape. Noi possiamo dire a un monte di trasportarsi e Lui lo farà. E quindi noi possiamo avere questa fede che crede veramente. Amen? Amen. Allora vi aspettiamo tutti quanti lunedì mattina alle 6. Manderemo il link della preghiera sul nostro gruppo dove ci sono tutti i partecipanti, tutti i membri della Chiesa, e vi aspettiamo tutti quanti lì. Ultimo avviso, torna finalmente, lo so che tutti voi stavate aspettando che tornasse il nostro culto ricarica mercoledì alle ore 8. Alle ore 8 precise saremo qua per fare il culto ricarica, ma in realtà noi saremo qua già da prima, perché prima alle 6:30 ci sarà la preghiera degli uomini, ok? Quindi alle 8 culto ricarica, alle 6:30 preghiera degli uomini. Lo sappiamo che preghiera degli uomini non è la preghiera degli uomini, è la preghiera gestita dagli uomini, ma è la preghiera di tutta la Chiesa. Quindi tutti voi che non siete al lavoro siete tenuti a venire a pregare insieme a noi, ok? Mercoledì culto ricarica alle ore 8 e prima preghiera della Chiesa. Vi invito in questo momento ad alzarvi in piedi per fare una preghiera per le nostre decime, per le nostre offerte. Voglio anche, prima di fare questo momento, presentare i visitanti di questa sera. Ci sono lì dietro Eric e Erika, giusto? Amica dell'Andrea. E è tornata anche la nostra diaconessa Norma, è un piacere rivederti. Cosa può dire la Chiesa? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Scusate, c'era un altro avviso. Ciao a tutti, come state? Allora, sabato prossimo sarà il 24, ok? E dopo il culto con i giovani vogliamo fermarci per questa veglia. Non so quanto tempo staremo qua, inizieremo verso le 23 più o meno. E, non penso durerà tutta la notte, però vogliamo veramente cercare Dio. Questo è il nostro tempo per cercare Dio. Abbiamo cantato fino ad ora di risveglio, di ravvivamento, e veramente quando noi cerchiamo Gesù questo arriva. Quindi quello è il tempo in cui noi giovani ci metteremo a cercare Dio, tutti insieme, va bene? Vi aspetto tutti quanti, quindi dopo il culto i giovani si fermeranno qua, va bene? Amen. Siete stati voi teens là dietro a fare partire l'applauso bomba? Loro hanno ricevuto beneficio dalla preghiera che abbiamo fatto prima. Avete visto un applauso risvegliato? Fateci risentire questo applauso. Bravissimi, così mi piace.
Facciamo una preghiera per consacrare le nostre decime, le nostre offerte al Signore, sempre pregando che tutto ciò che entra nella casa possa essere usato al meglio per la sua opera. Non so se avete visto che è cominciata la rivoluzione nell'illuminazione della chiesa, c'è una prima lampada messa là, piano piano cambieremo tutte queste lampade più dell'Antico Testamento, diciamo, per lampade tutte nuove. Abbiamo nuove promesse. Preghiamo in questo momento. Padre, nel nome di Gesù, ti chiediamo, Signore, che ogni decima e che ogni offerta, Signore, che entra oggi nella tua casa possa essere usata al meglio per la tua opera. Ti chiedo anche, Signore, di benedire ogni persona di questa chiesa, Signore, tutti coloro che porteranno, Signore, qualcosa, questa adorazione alla tua casa, ma anche coloro che oggi non hanno da portare, Signore. Io ti chiedo di visitare le case di ognuno di noi, di mettere la tua prosperità, il tuo spirito, il tuo amore, la tua unione in ogni casa, Signore. Rendile, Signore, una casa di benedizione, benedizione per loro, benedizione per gli altri, nel nome di Gesù. Amen. Amém? Voglio invitarti a ofertare con gioia, con allegria e adorando il Signore con allegria. Amém? Potete sedervi.
Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nel libro di Giobbe. Capitolo 1. Amen. Giobbe capitolo 1, leggerò versetto 6, 7 e 8. Dice così: un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore. I figli di Dio qua sono gli angeli. E Satana venne anch'egli in mezzo a loro. Il Signore disse a Satana: da dove vieni? E Satana rispose al Signore: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Il Signore disse a Satana: hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fuga il male. Fino a qua. Facciamo una preghiera. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento ti chiedo, Signore, che il tuo Spirito possa avere la libertà di parlare a tutti quanti noi. Io ti chiedo, Signore, di insegnarci tutto ciò che ci vuoi insegnare questa sera, di trasformarci nel modo in cui ci vuoi trasformare, nel modo in cui puoi renderci più simili a te, vuoi renderci i tuoi figli migliori, vuoi renderci persone che sappiano benedire, persone che sappiano cambiare vite di persone. Nel nome di Gesù, Padre, io ti prego questo. Amen. Amen. Se possiamo dare un titolo a questa predica, ho perso l'abitudine, la bella abitudine di fare quei bei banner che ogni tanto ancora si vedono, ma io non sono un amante del fare i banner. Non sono bravo in realtà, è una scusa. Ma se potessimo dare un titolo a questa predica sarebbe: chi sono io per gli altri? Chi sei tu per gli altri? Tante volte sentiamo prediche su chi è Dio per me o chi sono io per Dio. Ma ciò di cui voglio parlarvi oggi è chi sei tu per gli altri. Prova a chiedere alla persona di fianco a te: chi sei tu per me? Che se tu chiedi chi sono io per te, magari ti vede anche da ridere, ma se tu chiedi alla persona di fianco a te chi sei tu per me, secondo me fai un po' ragionare questa persona sulla sua posizione davanti a te. Oggi ciò di cui voglio parlarvi è proprio questo: chi sei tu per le persone intorno a te. E lo so che tante persone, sentendo questa domanda, rispondono: ma a me non mi interessa di quello che gli altri pensano di me, io sono cristiano, a me interessa solo quello che Dio pensa di me. È giusto, a noi la cosa che deve importarci è ciò che Dio pensa di noi. La prima cosa che ci deve importare è come Dio mi vede, come sono io agli occhi di Dio. È giusto, ma il discorso qua è un altro, non è in che modo la persona di fianco a te ti vede, non è in che modo tuo marito ti vede, non è in che modo tua moglie ti vede, non è in che modo il tuo collega o il tuo compagno di scuola ti vedono. La domanda è un'altra: è chi sei tu per questa persona. Non è come ti vede, è chi tu sei per questa persona. Chi tu sei per la persona vicino a te, per le persone intorno a te. Quando noi leggiamo questo brano di Giobbe, noi possiamo capire due cose di una giornata tipo in paradiso, in quello che volgarmente chiamiamo paradiso. Volgarmente non che è una brutta parola, non è volgare, il linguaggio popolare.
Una giornata tipo in paradiso si svolge pressappoco come abbiamo appena letto in questo libro di Giobbe. Satana passeggia per il paradiso e una cosa che capiamo è che Satana ha accesso davanti a Dio. Ma la seconda cosa che è più importante che capiamo da questo testo è che quando Satana passeggia davanti a Dio in paradiso, lui e Dio parlano di noi. Ve lo sareste mai immaginati? Noi siamo l'argomento di una giornata tipo in paradiso. Quando ci svegliamo la mattina noi non lo sappiamo, magari ci preoccupiamo se le persone ci hanno risposto al messaggio, magari ci preoccupiamo se qualcuno ha messo mi piace ai miei post su Instagram, su Facebook, e magari non vediamo niente di tutto questo. Eppure c'è qualcuno che parla di noi continuamente e nient'altro, non è niente po' di meno di Dio con Satana. Solo che la cosa curiosa è in che modo si svolge questa conversazione, perché qua vediamo questa conversazione che si svolge in un modo, ovvero Satana sta passeggiando, Dio lo ferma, dice: da dove vieni? Ah, vengo dalla terra, passeggio per essa. Ah, dice Dio, ah Satana, ma passeggiando sulla terra hai visto Giobbe? Che bravo che è, lui è integro, lui è retto, lui è veramente una persona che segue i miei comandamenti, è veramente una persona che fa del bene, lui sì che è un esempio da seguire. Questo è quello che, parafrasando, Dio ha detto a Satana. Ma secondo voi, quando tu sei l'oggetto della conversazione tra Dio e Satana, la conversazione avviene nello stesso modo? Secondo te Dio ferma Satana lì in paradiso per dire: Satana, hai visto Giacomo? Che bravo che è, che integro che è, che retto. Hai visto Sonia? Che brava che è. Hai visto Eto? Hai visto Michele? Hai visto Alex? Secondo voi avviene così la conversazione tra Dio e Satana quando l'argomento siete voi? È Dio che ferma Satana per dire: Satana, hai visto che bravo che è questo mio figlio? Oppure è il contrario? Oppure quando l'argomento siete voi è Satana che ferma Dio e dice: Dio, è vero, forse Giobbe è stato così bravo, ma hai visto quest'altra persona? Hai visto questo qua che va in chiesa tutti i sabati? Magari non proprio tutti, ma abbastanza, e che però, nonostante vada sempre in chiesa, non si comporta tanto bene. Fa questo, va contro i tuoi precetti, va contro i tuoi comandamenti, va contro tutto ciò che la Bibbia ci insegna, fa del male al fratello, fa del male alla sorella. Guarda questo come ha risposto a sua moglie quel giorno. Guarda questo cosa ha fatto con sua mamma quel giorno. Secondo voi com'è la conversazione che avviene tra Dio e Satana quando voi siete l'oggetto della conversazione? È curioso, no? E la cosa più interessante è che questa cosa avviene veramente. Cioè, se noi crediamo che la Bibbia è un libro che racconta verità, e io credo che la Bibbia racconti solo verità, questa conversazione è una conversazione che avviene quotidianamente in cielo. E Satana ci accusa. Non pensate che Satana non ci accusa. C'è una visione nel libro di Zaccaria in cui Zaccaria vede il trono di Dio, no? E davanti c'è il tavolo della difesa. Presente i film, quando quei film americani che c'è il tribunale, no? C'è il giudice e da una parte, a destra del giudice, c'è il tavolo della difesa con l'avvocato e a sinistra c'è il tavolo dell'accusa. Ecco, in questa visione di Zaccaria è proprio uguale. C'è il giudice e c'è a destra il tavolo della difesa col sommo sacerdote che stava venendo difeso, e a sinistra c'è il tavolo dell'accusa in cui c'è Satana che ha cominciato ad accusare il sommo sacerdote. Questa cosa che Satana ci accusa è una cosa reale, è una cosa che avviene sempre. Avviene sempre. E com'è secondo te la conversazione quando tu sei l'oggetto di questa conversazione?
Perché ti sto dicendo questo? Che cosa c'entra tutto questo con quel titolo che avevamo messo a questa predica, no? Abbiamo detto che il titolo di questa predica poteva essere Chi sono io per gli altri? Perché il modo in cui tu sei per Dio è il modo in cui tu sei per gli altri. C'è in Matteo 25 un Gesù che parla di come sarà il giudizio delle nazioni. Vorrei leggervi questo brano. È un brano che è abbastanza conosciuto. Ci sarà alla fine dei tempi Dio che dovrà giudicare tutte le persone, eccetera, eccetera. E ci saranno due gruppi di persone, le persone giuste e le persone non giuste. E da Matteo 25, dal versetto 35 in avanti, dice così: perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Un brano che abbiamo già sentito, no? Allora i giusti risponderanno: Signore, quando è che ti abbiamo mai visto affamato? Quando è che ti abbiamo dato da mangiare, assetato, ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero? E quando è che ti abbiamo accolto o nudo e ti abbiamo vestito? E quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re, che è Dio, risponderà: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, in realtà lo avete fatto a me. Fino a qua questo versetto, questo brano è molto conosciuto. Tante volte, di solito però, ci dimentichiamo di leggere la parte dopo questa parte qua. La parte dopo questa parte qua, che è proprio il versetto successivo, dice così: allora Dio chiama anche quegli altri e dirà: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto aver fame o sete o essere straniero o nudo o ammalato o in prigione e non ti abbiamo assistito? Allora Dio risponderà loro: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi miei minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Non so se avete capito, se volete rileggiamo tutto, ma non penso ci sia bisogno. Se volete lo rileggiamo a casa, che è molto lungo. Ma questo brano dice semplicemente che tutte le volte che noi facciamo del bene alle persone di fianco a noi lo stiamo facendo a Dio. Ma tutte le volte che noi facciamo del male alle persone di fianco a noi lo stiamo facendo pure a Dio. Tutte le volte che noi facciamo del male alle persone di fianco a noi stiamo facendo quel male a Dio. Tutte le volte che noi insultiamo una persona, tutte le volte che noi aggrediamo in qualsiasi modo, non sto dicendo che gli tiriamo un pugno, qua penso che nessuno tiri i pugni, ma quante volte noi aggrediamo persone psicologicamente, aggrediamo persone spiritualmente, aggrediamo persone in tanti modi. Tutte queste volte noi lo stiamo facendo a Dio. Ogni volta che noi facciamo mancare qualcosa, perché Dio ha detto: questa persona aveva sete, questa persona aveva fame e voi non gli avete dato da mangiare e voi non gli avete dato da bere. Questa persona era nuda e voi non l'avete vestita. Questa persona era da sola e voi non l'avete visitata. E tutte le volte che fate questo, lo state facendo a Dio. Tutte le volte che noi facciamo questo, lo stiamo facendo a Dio. Uno dei motivi per il quale è importante importarci di chi siamo noi per gli altri è proprio questo: che Satana ci accusa ogni volta che noi facciamo del male alle persone di fianco a noi, ogni volta che noi non siamo un esempio per la persona di fianco a noi, ogni volta che noi ci comportiamo in un modo che non è biblico con la persona di fianco a noi lo stiamo facendo a Dio. E tutte queste volte Satana ci accusa davanti a Dio. Un altro motivo per il quale dovrebbe importarci di chi siamo noi per le persone di fianco a noi, c'è scritto in Ezechiele al capitolo 3, quando Dio dice ad Ezechiele: guarda, io darò un giudizio su queste persone, un giudizio di morte.
Però se tu, Ezechiele, che sei profeta, non vai da queste persone e non li avvisi di questo giudizio, il loro sangue ricadrà sulle tue mani. Quindi un motivo per il quale le persone ci dovrebbe importare chi siamo noi per le persone di fianco a noi è che se noi non siamo degli esempi per le persone di fianco a noi, se noi non abbiamo parole di benedizione per le persone di fianco a noi, se noi non abbiamo parole di esortazione, parole di ravvedimento, parole di conforto, parole di consolazione per le persone di fianco a noi, è che il sangue di queste persone ricadrà sulle nostre mani. Un altro motivo ancora, c'è scritto in Prima Corinzi, quando si parla delle carni sacrificate agli idoli, e dice che noi non dobbiamo essere di scandalo per le persone di fianco a noi. Tutti questi sono motivi per i quali dovrebbe importarci chi sei tu per gli altri. Chi sei tu per gli altri? Sapete, siamo partiti per il Brasile un mesetto fa e io sono partito con i più grandi propositi spirituali, ovvero io pensavo che avrei predicato più di una volta a settimana, perché l'ultima volta che siamo andati io ho predicato ogni settimana e una settimana anche 2 volte, e questa volta ho pensato sicuramente predicherò un sacco, predicherò nella chiesa del papà dell'Andrea, predicherò in altre chiese, in una chiesa che ho predicato l'anno scorso, eccetera eccetera eccetera. Sono sicuro che predicherò un sacco, sarà un super mese. E invece siamo arrivati in Brasile, non abbiamo partecipato mai a un culto nella chiesa del padre dell'Andrea, non abbiamo partecipato mai a un culto in quella chiesa che avevo predicato, in cui ero sicuro che avrei predicato. Abbiamo predicato solamente una volta in una chiesa che è stata molto una sorpresa, non conoscevamo neanche il pastore, è stata molto una sorpresa questa cosa che Dio ci ha preparato. E ho compreso però durante questi giorni che il motivo per il quale Dio ci ha mandati in Brasile non era tanto il predicare, ma era l'essere d'esempio. Io e l'Andrea siamo stati d'esempio per varie persone là in Brasile. Tant'è che una sera una di queste persone ci ha detto: guarda, voi avete fatto un viaggio incredibile, abbiamo fatto veramente 26 ore di macchina fino al Portogallo, dopo in 48 ore, dopo abbiamo preso un aereo fino in Angola, 8 ore di scalo, un altro aereo fino a San Paolo ancora macchina, 6 ore, 7 ore fino a Curitiba. È stato un viaggio estenuante, un'odissea. Ma questa persona ci ha detto: ho compreso perché Dio vi ha fatto fare tutto questo, perché voi dovevate venire nella nostra casa e in questa casa portare il vostro esempio. Io pensavo che avremmo spaccato quella predicazione, pensavo che saremmo andati in tante chiese, io avrei predicato, l'Andrea avrebbe tradotto, dopo l'Andrea avrebbe lodato, ministrato, avremmo fatto cose fantastiche. Dio non aveva niente di tutto questo per noi, ma la cosa che Dio aveva per noi era molto più importante di questo. Siamo andati in una casa e quella casa è stata evangelizzata attraverso l'esempio mio e dell'Andrea. Quella casa è stata trasformata attraverso il suo esempio. Quella casa è stata trasformata attraverso le poche parole, perché non è che abbiamo fatto prediche in quella casa. Qualche volta ci siamo seduti a parlare, ma ciò che veramente ha cambiato quella casa è stato il comportamento che l'Andrea ha avuto, il comportamento che io ho avuto. Questo è quello che noi dobbiamo fare se vogliamo lasciare un'impronta nella vita delle persone. Quando io ti chiedo chi sei tu per gli altri, io ti chiedo cos'è che tu semini nella vita delle persone. Tu sei una persona che nella vita degli altri semina tempesta, sei una persona che ti vedi con un fratello, una sorella, e lui ti racconta un problema e tu dici: ah, sapessi a me invece quanti ne capitano, e aumenti i problemi di questa persona. Oppure sei una persona che va da un'altra persona e subito cominci con le lamentazioni. Certo, bisogna, non sto dicendo che è sbagliato andare a chiedere aiuto, andare a chiedere consiglio, ma in che modo tu fai questo?
Sei una persona che mette tempeste nella vita delle persone, che mette problemi nella vita delle persone, o sei una persona che porta pace nella vita delle persone? Se noi siamo cristiani, i cristiani sono quelli che seguono Gesù e che cercano di assomigliare il più possibile a Gesù. E io mi ricordo un brano della Bibbia, e penso che anche voi ve lo ricordate, in cui Gesù è su una barca e c'è una tempesta. E Gesù non va lì a fare ancora più forte quella tempesta. Gesù si alza e ferma la tempesta. Tu sei nella vita degli altri una persona che calma le tempeste. Sei nella vita degli altri una persona che porta la pace di Cristo. Sei nella vita degli altri una persona che porta tranquillità, che porta sollievo. O sei una persona che porta tempesta? Sei una persona che porta problemi, sei una persona che porta i tuoi problemi nella vita degli altri, le tue lamentele nella vita degli altri. Chi sei tu per gli altri? Sei una persona che porta insicurezze nella vita degli altri. Magari un fratello viene da te, ha un problema veramente grande che non sa come risolvere, e tu gli togli tutte le certezze che lei ha, anche gli togli la certezza che magari ha in Dio. Ma già, per questo problema qua, ne ho già visti 500 passare davanti a me, non c'è niente da fare. Sei così tu nella vita degli altri? O sei una persona che dice, no dai, preghiamo insieme, sono sicuro che Dio ti darà la soluzione, sono sicuro che Dio ti darà la risposta? Chi sei tu nella vita degli altri? Chi sei tu per gli altri? Dio mi ha parlato di questo in questo mese in Brasile, attraverso tutto quello che abbiamo passato, e credo che questa parola sia una parola che deve importare ad ogni cristiano. Io credo che la visione non della nostra Chiesa, ma la visione di Dio per quella preghiera che fece prima di morire è essere uni in Cristo. Dio ha questa visione per la sua Chiesa, la Chiesa deve essere uni in Cristo per 1000 motivi che ci sono scritti dentro la Bibbia. Ma per essere uni in Cristo ci deve importare chi sono io per Giosiani, mi deve importare chi sono io per John, mi deve importare chi sono io per Eto, mi deve importare chi sono io per l'Andrea. Più di tutto mi deve importare chi sono io per l'Andrea. Se non ti importa neanche chi sei tu per la persona che hai di fianco a te, questo è un problema. Chi sei tu per le persone che sono vicine a te? Sei un punto di riferimento? Sei una persona su quale possono contare? Sei una persona che sa che le può supportare? Sei una persona con le quali sai che si possono confidare, perché da te ricevono buoni consigli, perché da te ricevono un buon aiuto, perché da te ricevono una preghiera, perché da te ricevono forza. Chi sei tu per gli altri? Cos'è che tu metti nella vita delle persone? In Ecclesiaste 11, versetto 1 dice così: lancia il tuo pane sulle acque perché dopo molto tempo lo ritroverai. Lancia il tuo pane sulle acque vuol dire prendi ciò che hai e lancia il tuo pane sulle acque, sarebbe la traduzione, sarebbe metti il tuo seme sul campo irrigato, perché dopo molto tempo questo seme crescerà e diventerà una pianta rigogliosa. Qual è il seme che tu hai? Qual è il pane che tu hai da lanciare nella vita delle persone di fianco a te? Lancia il tuo pane sulle acque, perché può fare la differenza nella vita delle persone. Può fare la differenza nella vita delle persone. La tua parola può fare la differenza, la tua preghiera può fare la differenza, il tuo esempio, più di tutto il tuo esempio può fare la differenza nella vita delle persone. E forse non fa la differenza oggi, ma lo farà tra tanto tempo. C'è una storia nella Bibbia che è la storia di Giuseppe. Mi sono stupito quando poco tempo fa ho studiato la storia di Giuseppe, perché c'è scritto che Giuseppe aveva diversi fratelli, i fratelli erano gelosi di lui. Voglio riassumervi brevemente questa storia. E allora l'hanno venduto e Giuseppe si è ritrovato nella casa dell'ufficiale del faraone d'Egitto come servo.
Solo che c'è scritto che Giuseppe aveva trovato grazia agli occhi di Dio e tutto quello che faceva, in tutto quello che faceva Giuseppe riusciva bene. E Giuseppe continuava a fare tutto bene finché il faraone, l'ufficiale, un certo Potifar, non lo mette a capo della sua casa. Era servo, sì, ma Giuseppe faceva tutto in quella casa. Era il commercialista di questo ufficiale, era il parrucchiere di questo ufficiale, era l'insegnante nella casa di questo ufficiale. Lui teneva conto di tutto in quella casa. Solo una cosa, c'è solo una cosa che questo ufficiale faceva da sé, senza chiedere nulla a Giuseppe: scegliere cosa mangiare. L'unica cosa che Potifar faceva da solo era scegliere cosa mangiare. E questa cosa mi ha insegnato, perché noi possiamo essere degli esempi. Noi possiamo essere degli esempi per le persone. Noi possiamo essere dei bravi cristiani nella vita delle persone, ministrare attraverso il nostro esempio, ministrare attraverso la nostra testimonianza, ma per quanto noi possiamo essere tutto questo, le persone scelgono sempre da sole cosa mangiare. Nel senso, tu vuoi andare a essere una testimonianza viva nella vita di una persona? Difficilmente tu puoi essere una testimonianza se leggi la Bibbia a questa persona. Difficilmente tu puoi essere una testimonianza se predichi la Bibbia a questa persona, perché la Bibbia sappiamo che è il pane spirituale, ma le persone decidono da sole cosa mangiare. E allora che cos'è che possiamo fare? Forse non predicare, forse non leggere la Bibbia a queste persone, ma vivere la Bibbia nella nostra vita. Giuseppe cos'è che ha fatto? Non è che Giuseppe perché Potifar non mangiava quello che Giuseppe voleva e continuava a scegliersi da solo il cibo, non è che Giuseppe ha lasciato stare. Non è che Giuseppe ha smesso di essere una persona gradita agli occhi di Dio, no, anzi lui ha continuato a fare ciò che sapeva essere giusto davanti agli occhi di Dio, e questo gli ha causato un sacco di problemi, perché è stato anche in prigione per causa di questo, eccetera eccetera. Ma sapete cos'è successo alla fine della storia di Giuseppe? Che c'è stata una grande carestia in Egitto, e a quel punto Giuseppe era stato così tanto innalzato da Dio che sotto al faraone c'era Giuseppe. Nella scala dei grandi d'Egitto, sotto il faraone c'era Giuseppe. E sapete qual era il compito di Giuseppe? Giuseppe decideva cosa tutto l'Egitto avrebbe mangiato. Giuseppe decideva cosa tutto l'Egitto avrebbe mangiato. Con questo voglio dirti che forse oggi il tuo esempio potrebbe non dare frutto. Forse oggi tu ti sforzi di essere un bravo cristiano per testimoniare nella vita delle persone, ma il tuo esempio potrebbe non dare frutto oggi. E quel versetto di Ecclesiaste ce lo dice: lancia il tuo pane sulle acque perché dopo molto tempo lo ritroverai. Quel versetto non dice lancia il tuo pane, lancia il tuo esempio nella vita delle persone, perché il giorno dopo quelle persone saranno cristiani migliori di te. Non dice questo. Quel versetto dice: sii un esempio, sii una testimonianza nella vita delle persone, perché un giorno, forse tra un mese, forse tra un anno, forse tra 10 anni, quella persona si ricorderà della testimonianza che tu sei stata nella sua vita, e attraverso quel ricordo quella persona diventerà forse un cristiano migliore di te. Giuseppe ha testimoniato con la sua vita la parola di Dio. Non ha predicato a Potifar, non ha letto la Bibbia a Potifar, a quell'ufficiale di cui lui era servo. Ha testimoniato con la sua vita, ha vissuto nella sua vita la parola di Dio. E quell'ufficiale non ha mangiato la parola di Dio, ma dopo molto tempo tutto l'Egitto mangiava ciò che Giuseppe gli diceva di mangiare. La tua testimonianza ha valore, il tuo esempio ha valore, chi tu sei nella vita degli altri ha valore. Ha valore. Non pensare che non lo abbia, non pensare io posso fare quello che voglio, tanto mi importa solo col mio rapporto con Dio. Non mi interessa se scandalizzo il mio fratello, non mi interessa se non prego per il mio fratello, non mi interessa se
faccio una cosa che magari potrebbe dare fastidio al mio fratello. No, non pensare così. Sii una testimonianza della Bibbia nella vita delle persone. Vivifica le persone attraverso ciò che tu hai dentro di te, che è lo Spirito di Dio. Amen. Ti chiedo di alzarti in piedi. Chi tu sei per gli altri? Chi tu sei per gli altri? Ti sei già fatto questa domanda? Chi io sono per gli altri? Fatti questa domanda ogni giorno. Fai questa domanda ogni giorno quando devi prendere una scelta nella tua vita. Adesso devo prendere una scelta. La prima cosa che ti puoi chiedere è: io chi sono per gli altri? Se prendo questa decisione, cosa gli altri diranno di me se prendo questa decisione? Come io posso influenzare la vita degli altri se prendo questa decisione? Come le persone mi vedranno se prendo questa decisione? Ricordati che Satana e Dio ogni giorno parlano di te. Satana e Dio lassù in cielo ogni giorno hanno una conversazione privata su come tu ti comporti. Ma il modo in cui Dio ti vede è il modo in cui tu tratti gli altri. Il modo in cui Dio ti vede probabilmente è il modo in cui la sorella o il fratello di fianco a te ti stanno vedendo. Per questo io voglio dirti: importati su chi tu sei per le persone di fianco a te. Importati su chi tu sei per tuo marito, per tua moglie, per tuo fratello, per i tuoi compagni di lavoro, di università, di scuola. Importati su chi tu sei. Amen. Facciamo una preghiera al Signore per concludere questa parola, chiedendo a Dio che Lui possa mettere in noi questa domanda ogni giorno. Ogni volta che noi prendiamo una decisione, ogni volta che noi compiamo un'azione, ogni volta che noi facciamo qualcosa, che noi possiamo chiederci: se io faccio così, chi io sarò per gli altri? Che tutti quanti noi possiamo avere la convinzione che Dio è con noi in ogni momento, che Gesù è con noi in ogni momento. Forse certe volte ci sembra difficile portare una parola di benedizione nella vita di una persona. Forse certe volte ci sembra inopportuno, difficile, abbiamo vergogna di portare pace in una vita in tempesta. Forse certe volte ci sembra difficile avere un consiglio giusto per la persona che ha bisogno di qualcuno di affidabile di fianco a sé, che ha bisogno di una certezza di fianco a sé. Ma noi sappiamo che lo Spirito di Dio che abita dentro di noi può darci le parole giuste in ogni momento. Non temere, perché colui che ha fermato quel giorno la tempesta vive dentro di te e può darti il consiglio giusto. Non temere, perché colui che ha moltiplicato i pani e i pesci vive dentro di te e ha una parola di prosperità e di sicurezza per le persone che hanno bisogno. Lascia che lo Spirito Santo ti guidi in ogni momento affinché tu possa essere un esempio, affinché tu possa essere un riferimento, affinché tu possa essere qualcuno nel cui le persone vedono e dicono: questo sì che è un uomo integro, questa sì che è una donna retta, una persona che segue Dio, una persona alla quale mi posso fidare. Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, ti prego per ognuno di noi, Dio. Ti prego per ognuno di noi, Dio. E ti prego, Signore, affinché tu possa mettere questa certezza e questa domanda dentro di noi, Signore. Chi siamo noi per gli altri, Dio? Che ognuno di noi possa avere questa domanda dentro di sé. Che ognuno di noi, Signore, possa chiedersi questo, affinché, Signore, ognuno di noi possa essere una persona d'esempio per le persone intorno a Lui. Signore, abbiamo bisogno di esempi in questo mondo. Abbiamo bisogno di esempi all'interno della Chiesa, abbiamo bisogno di esempi anche all'esterno, Signore. Abbiamo bisogno di persone che si importano con le persone intorno.
Abbiamo bisogno di persone che non creino scandalo. Abbiamo bisogno di persone che sappiano dare la parola giusta nel momento giusto, perché sanno che il sangue degli altri potrebbe ricadere sulle nostre mani. Padre, abbiamo bisogno di persone che siano un buon argomento tuo davanti a Satana. Dio, abbiamo bisogno di persone esemplari, e io ti chiedo di innalzare persone così all'interno di questa chiesa. Ti prego di innalzare persone che si sentono veramente uni in Cristo, che vogliano vivere a pieno questo essere uni in Cristo. Ti chiedo di innalzare persone, Padre, che abbiano in cuore un desiderio di essere benedizione per le persone intorno a loro. Nel nome di Gesù, Dio, nel nome di Gesù, apri i nostri cuori a essere migliori per le persone intorno a noi. Chi sono io per gli altri? Che questa domanda possa essere una domanda che disturbi ogni giorno i nostri pensieri. Amen. Ti prego, vieni
applauso al Signore per ringraziarlo per questa serata. Compleanni? Alex. Wesley? Sandro? Vittoria? Vittoria! Amen. Preghiamo insieme per benedire la loro vita che hanno compiuto gli anni in questa settimana. Padre, nel nome di Gesù in questo momento vogliamo mettere davanti a te, Signore, la vita di Vittoria, di John, di Alex, che hanno compiuto un altro anno di vita, a cui tu hai concesso un altro anno di vita, Signore, nell'ultima settimana. Ti chiedo, Signore, di benedirli, Signore, di benedire questo nuovo anno, di donargli tanta gioia, tanta felicità, spensieratezza, Signore, di donargli il meglio delle tue benedizioni e di farli crescere ogni giorno di più davanti alla tua presenza, Signore. Che il tuo Spirito possa guidarli ogni giorno e che il tuo Spirito possa fortificarli e possa continuare, Signore, a fare servire il tuo nome come stanno facendo e ancora di più. Nel nome di Gesù benedici questo nuovo anno che hanno compiuto. Amen. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. Sandro si è perso dei bei festeggiamenti, Oggi era il compleanno anche del nostro presbitero Sandro. Erika, è stato un piacere avervi qua con noi. Quello che desideriamo sempre è che possiate tornare a casa con un po' di questo Spirito Santo che è stato in mezzo a noi questa sera. Amen. Che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi e insieme possiamo dire Amen. Che Dio vi benedica in nome di Gesù. C'è